Eder. Mech. Pallister. Vedo che lei, dottoressa Abruzzone, continua ad infierire. Perché lo fa, dottoressa? Ha fatto diventare quella puntata di ore 14 uno screzio, una discussione fra noi due a che pro? Lei lo sa bene che non ho la sua dialettica, ma io parlo con il cuore. E dire che fino ad un mese fa mi dava anche del tu. Crede di essersi comportata da professionista sovrastando l'interlocutore, non lasciandomi parlare e rispondere tranquillamente alla domanda che mi era stata posta. Forse non le sono piaciuti gli argomenti che stavo trattando ed ha preferito attaccarmi e cambiare discorso, non facendo così neanche intervenire gli altri opinionisti. Non so da dove nasca questo attacco, sembrava la copia della puntata del venerdì prima. Si ricorda molto tempo addietro quando mi aveva detto che forse sarebbe venuta a Trieste per vedere i luoghi e le avevo detto che l'avrei accompagnata volentieri. Quell'invito vale ancora. Spero di ritornare in TV e di non ricevere più assurde domande dalle palesi risposte. Domande che non stanno né in cielo né in terra ma che vi aiutano a fare audience. Sarebbe il caso, viste le sue capacità lavorative, di trattare argomenti che possano essere validi e interessanti per la risoluzione di questo caso. La trasmissione credo sia ad un momento di incontro per parlare del caso, ragionare non per attaccare le persone e gli ospiti. Sarà poi, eventualmente, un tribunale ad interessarsi degli altri aspetti. Dottoressa Abruzzone, ognuno fa il suo mestiere, io la stimo molto, anche se capisco e non capisco la sua presa di posizione. Io sono alla ricerca assieme ai familiari della verità. Non ho interessi monetari, anzi, ho solo avuto da perdere in questi 2 anni, ma non taccio, non posso fare lo struzzo. Verità, dottoressa, solo verità. Il suicidio ci andrà bene solo se verrà dimostrato. Si dovrà indagare per omicidio. Rigor mortis. Ha visto anche lei lo scempio che fu fatto nel momento dell'intervento del medico legale? A lei quelle sembrano bazzecole? Questi temi secondo me dovrebbero essere trattati in TV e invece si perde tempo dietro improbabili attacchi personali. A che pro? Io però una risposta la avrei. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.